Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Siamo tornati per parlare di un tema molto importante che a tanti ovviamente piace, è l'arrivo della neve, magari l'arrivo delle prime nevicate a quote basse. Allora attenzione, è ancora troppo presto per parlarne, poi c'è tanta incertezza tra i modelli. Andiamo a vedere fra pochissimo, intanto vediamo un po' come l'evoluzione nel corso dei prossimi giorni vede ancora l'anticiclone prevalente, ma attenzione perché proprio una depressione molto profonda si scava proprio sull'Europa occidentale in pieno oceano, andrà a portare sulla Francia occidentale, sulla Spagna occidentale, insomma sui settori più a ovest dell'Europa, soprattutto sulla Gibilterra, forti precipitazioni. E quindi la grafica mostra in chiaro ovviamente come andremo a vivere il tempo, perché questo blocco ad omega che si andrà un po' a creare da parte dell'alta pressione concederà stabilità netta, quindi una corrente a getto molto ampia e proiettata verso nord, quindi non permetterà il flusso umido atlantico, se non però attenzione a partire dalla giornata di sabato, perché potranno inviare queste correnti molto umide, raggiungere quindi il settore come il nord Italia, il versante tirrenico, portare possibilità di precipitazioni nella giornata di sabato. Questa è ancora molto incerta però, perché sussistono ancora delle traiettorie non ben delineate da parte dei modelli per quanto riguarda il flusso di aria fredda che si andrà a riversare sulla Scandinavia proprio questo weekend. Ed è ancora poco chiara, perché poi l'anomalia che si andrà a riversare, come vedete, che si è già riversata invece sul Nord America, come abbiamo assistito anche sul Canada, forti nevicate in questi giorni, è una forte ondata di freddo, veramente molto anomala. Abbiamo questo blocco anticiclonico sulla Groenlandia che quindi porta alla divisione di queste due masse d'aria molto fredde che si andranno quindi poi a spostare direttamente sul nord Europa proprio nel corso della settimana, fine settimana, prossima settimana, soprattutto dal 18 in poi, e questi flussi potranno riversarsi anche sull'Europa centrale. Ancora da capire questa dinamica, perché abbiamo due visioni, quella un po' diciamo ancora molto incerta, ma che sussiste un maggior grado di probabilità. Dal 18 il modello americano vede una sensazione maggiore che questa spinta di correnti fredde artiche si riversino sull'Europa centro-occidentale, in modo particolare sulla Francia. Come vedete qui potremo avere anche quota nera attorno ai 600-800 metri di quota. Da noi invece sul nord Italia, sul versante tirrenico, ancora prematuro, ma vi dico che le nevicate saranno attorno ai 1500 metri sulle Alpi, proprio per il flusso da sud-ovest di una massa d'aria comunque piuttosto unite. Come vedete il caldo anomalo che invece andrà a riversarsi al sud con picchi di 23 gradi, pensate. E quindi la stabilità su questi settori ancora ovviamente prematuro per parlarne, perché invece come vedete l'europeo vede tutt'altro, ancora stabilità e ancora la prevalenza stazionaria di questo minimo che andrà a riversarsi sulla Spagna, che porterà qui delle instabilità frequenti anche fino alla Sardegna, mentre un flusso d'aria molto freddo artico continentale diretto invece verso l'Europa orientale, senza coinvolgere quindi la penisola. Insomma, due casi ancora molto incerti a distanza insomma del weekend e dal 18 in poi, che si dimostrano ancora molto incerti. E come la incertezza, ma possiamo già darvi questo indice di probabilità che vede all'inizio di dicembre queste zone più soggette alle nevicate. Le Alpi vedono ovviamente un maggior flusso proprio per la dinamicità delle correnti atlantiche che si attiveranno, e quindi la possibilità che questi flussi freddi possono quindi raggiungere anche le zone alpine e prealpine e portare quindi anche una buona quantità di precipitazioni nevose. Ne parleremo ovviamente in vista di questo weekend che ancora è molto caotico, non permette quindi di dare una certa affidabilità, e ne riparleremo nel corso dei prossimi giorni. Seguiteci sempre.